Al Comunale Terreforti di Villafranca va in scena la sfida valevole per la 10ª giornata del campionato regionale Under 17. Per il girone C si affrontano Villafranca Messana e Camaro. Ben trovati amici sportivi, le telecamere della Wisport come sempre presenti per offrirvi il meglio del calcio giovanile messinese. Andrea Stagni pronto a raccontarvi della sfida fra queste due formazioni, i padroni di casa che vengono dalla sconfitta subita nell'ultimo turno in casa della Ionica per 2-0 affrontano quest'oggi il Camaro, una delle squadre pretendenti al titolo quest'anno, in seconda posizione di classifica. I ragazzi di Mister Cruciani a un solo punto di distanza dalla capolista Città di Messina potrebbero conquistare quest'oggi 3 punti fondamentali per provare a portarsi momentaneamente in testa alla classifica. La Villafranca Messana dal canto suo però vuole dimenticare l'opaca prestazione della settimana scorsa e tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Abbiamo visto, grazie all'aiuto delle nostre grafiche, gli 11 scelti dai due mister quest'oggi. Abbiamo visto le due formazioni fare il loro ingresso in campo: classico completino rosso-bianco per la Villafranca Messana, classico completino giallo-blu per il Camaro, che batterà anche il primo pallone di questa sfida e che sarà la prima formazione a rendersi pericolosa in avanti con questo calcio di punizione che viene scodellato in mezzo, allontana in qualche modo la retroguardia della Villafranca Messana. Sul pallone si fionda Capilli che prova con il destro dalla distanza ad impensierire Ciraulo, pallone che però esce ampiamente. Il Camaro però sembra essere partito meglio, un altro calcio di punizione con la sfera ancora una volta spedita dentro. Lo Presti stacca tutto solo di testa, Ciraulo deve abbassare la saracinesca per evitare il gol dell'1-0 agli ospiti. Sarà soltanto la prima di una serie di interventi fantastici dell'estremo difensore della formazione di casa, che nel frattempo dall'altro lato alla prima occasione utile trova il gol del vantaggio, la firma del solito Ciccio Bardetta al 22esimo minuto di gioco. Si sblocca il parziale, Villafranca Messana 1, Camaro 0. Qui Caparbio, il numero 9, ad approfittare di questo errore di Forestieri che non è riuscito ad allontanare la sfera e a trovare la rete del vantaggio. Il Camaro prova a rispondere immediatamente dall'altro lato, ancora una volta con Capilli che ci prova dalla distanza, ancora una volta tentativo velleitario, rischia di combinare la frittata, poi la retroguardia della Villafranca Messana e di regalare il gol dell'1-1 a Di Bella, ma ancora una volta ci pensa uno straordinario Ciraulo a far sì che non sia così. Si arrabbia un po' Mister Fodi che vede un calo di concentrazione da parte dei suoi. Fortunatamente per loro arriverà da lì a poco il duplice fischio da parte del direttore di gara che pone fine alla prima frazione di gioco. È cambiato il parziale, l'ha decisa il qui inquadrato Bardetta al 22esimo minuto. Con le immagini passiamo al secondo tempo di questa sfida, con il Camaro che proverà subito dopo 30 secondi ad attaccare a testa bassa in avanti. Qui l'occasione per Rando che prova ad anticipare Ciraulo, non riesce a dare però la giusta forza. Il numero 10 a questo pallone, lo stesso numero 10 un minuto più tardi, lancio illuminante per lui, a tu per tu con Ciraulo, non può proprio sbagliare. Manuel Rando trova l'8º gol stagionale, la cresta del gallo per lui, è gol dell'1-1. Il Camaro riesce a riequilibrare la situazione dopo un minuto dal secondo tempo. E adesso sarà tutta un'altra partita, perché la formazione ospite attaccherà a testa bassa, ci prova poco dopo Di Bella con questo tiro cross. Ancora una volta Ciraulo deve mettere una pezza e allontanare per la retroguardia della Villafranca Messana, che adesso però continua a subire le offensive avversarie. Qui un calcio di punizione con il pallone spedito in mezzo, non ci arriva per un niente Ferlo, ancora una volta dimenticato da tutti. Primo cambio per la Villafranca Messana con Candela che prenderà il posto di Deodato. Da lì a poco però il Camaro riuscirà a trovare il gol del vantaggio, prima un miracolo da parte di Ciraulo che poi però non potrà nulla. Ancora lui, nemmeno dirlo, Manuel Rando trova la doppietta personale, trova il gol del 2-1, trova il gol che ribalta la situazione. Siamo al 10° minuto del secondo tempo ed il Camaro è passato in vantaggio. Ancora Manuel Rando, 9° gol stagionale, ma che parata qui di Ciraulo, stava per evitare con un intervento strepitoso il numero 1 il gol, poi non ha potuto nulla però sulla ribattuta del numero 10 nonostante la manona. E 1-2 adesso, altro cambio per la Villafranca Messana con Barbaro che prenderà il posto di Bonfiglio. I padroni di casa che adesso provano a spingere in avanti per tornare in parità. Qui un cross dentro, Forestieri che non trattiene, ci sarebbe l'occasione ancora una volta per Bardetta. Il direttore di gara però ravvisa un fallo del numero 9 all'indirizzo dell'estremo difensore del Camaro, che allora dall'altro lato avrà l'occasione con questo calcio di punizione. Ciraulo si mette il mantello, vola all'incrocio dei pali ed evita il gol del 3-1. Rivediamo lo strepitoso intervento dell'estremo difensore di casa che ha evitato quest'oggi guai peggiori alla propria formazione. Abbiamo visto un altro cambio per i padroni di casa con Fiumara che ha preso il posto di Maddalena. Ancora Villafranca Messana che ci prova, ancora con Bardetta, l'ultimo a mollare dei suoi. Ancora i padroni di casa che adesso proveranno a colpire da queste occasioni da calcio di fermo, calcio di punizione, pallone dentro all'indirizzo di Sgro che riesce a saltare, ad anticipare tutti. Il suo colpo di testa però non è ben indirizzato e finisce di poco a lato. Adesso
adesso gli sviluppi di un corner, ancora Esgro di testa che salta più in alto di tutti, ancora una volta però il tentativo del numero 2 che si spegne al lato. Camaro allora che dopo questo momento di pressing da parte della Villafranca Messana prova dall'altro lato a chiudere definitivamente la pratica. Qui ci ha provato Di Bella, autore di una splendida rete, ricordiamo la settimana scorsa. Altro cambio per la Villafranca Messana con Guglielmo che prenderà il posto di Ammirata. Nel frattempo la chiude così il Camaro, la chiude così Monreale che disegna questa traiettoria perfetta. Questa volta Ciraulo non può proprio nulla perché il calcio di punizione del numero 2 è perfetto, riceve gli applausi da parte di tutta la tribuna, lo possiamo riapprezzare a rallenti, toglie le ragnatele dal set e firma così il gol che probabilmente chiuderà questa sfida. Altri cambi per la Villafranca Messana con Gemellaro che prenderà il posto di Bardetta, triplice fischio da parte del direttore di gara che pone fine a questa emozionante partita. Il Camaro conquista 3 punti e si porta momentaneamente in testa alla classifica aspettando il risultato del Città di Messina. Seconda sconfitta invece per la Villafranca Messana. E allora dalle telecamere della Wii Sport per oggi è tutto, un saluto e alla prossima.